Oltre 1700 giovani durante i giorni della fiera di Job Orienta hanno risposto ad una serie di quesiti proposti dalla UIL del Veneto per capire le loro aspettative sul futuro, ma anche per restituire una fotografia più aderente alla realtà che vivono. Se qualche risposta è risultata scontata, altre hanno sorpreso. Quando abbiamo chiesto quanto utilizzano il cellulare al giorno, il 45% di loro ha detto più di 5 ore. Dunque più di 5 ore attaccati al cellulare. Pensi che l'uso più spinto dell'intelligenza artificiale possa rendere più difficile trovare lavoro? Il 66% pensa di sì. Pensi di avere un futuro nel tuo territorio o dovrai immigrare? Il 40% dice che pensa che dovrà andarsene da questo territorio. Prospettive poco rosee, quindi, se 4 giovani su 10 pensano di emigrare e anche se molti desiderano una famiglia, poi non vedono la possibilità di costruirla. Il 47% di questi ragazzi pensa che sia giusto che sentano dentro di loro la voglia di formare una famiglia. Però, quando gli chiediamo, ma saresti disponibile a fare un mutuo per acquistare una casa? Solo il 7% dice che sarebbe disponibile a questo. Sul lavoro vorrebbero più tempo libero, desiderano sposarsi, non conoscono i sindacati e vedono internet come fonte di lavoro. Del resto, passando gran parte del loro tempo sui social, finiscono per prenderli come modelli. Quando gli chiediamo se fare l'influencer per loro è un lavoro, la maggior parte di loro ti dicono di sì. Pensano che l'università sia il futuro, eccetera. Dunque quello che noi abbiamo capito è che dobbiamo lavorare molto con questi ragazzi perché il nostro Veneto ha bisogno di manutentori, ha bisogno di falegnami, ha bisogno anche di gente che pensa, ha bisogno di tutto, ma non si può pensare di vivere in una maniera così astratta. È colpa di questi ragazzi? Sicuramente no, sono i nostri figli questi. Vuol dire che abbiamo mandato dei messaggi non del tutto attenti, non del tutto giusti,